abbiamo parlato di golf, Alessandra. Tu hai mai giocato a golf? No, non ho mai giocato, però mi incuriosisce. Io giocavo Poi a ho minigolf. amici che stanno anche iniziando, che quindi vedo che è in crescita appunto. Io minigolf facevo da minigolf piccolo. sì, però golf. Bene, allora Giuliana, parliamo di baseball. Questa grande realtà nel Veneto, in particolare il Fiore di Padova, questa società che con tanta fatica, con tanto impegno, con generazioni di famiglie che hanno supportato i ragazzi e gli atleti, però l'anno scorso campione d'Italia, quest'anno siete tra le prime 8 squadre italiane. Raccontaci un po' del baseball, della vostra società e di quello che fate, la vostra realtà. Bene, la nostra realtà, cioè, diciamo che il baseball a Padova viene nel dopoguerra. Principalmente noi siamo nati poi dall'Arcella come entità e più o meno dagli anni 70 c'è nato il Padova Baseball e dove siamo adesso attualmente al plebiscito. L'anno scorso appunto, come dicevi, siamo stati campioni d'Italia per la Serie A e quest'anno siamo stati, diciamo, promossi nell'IBL, che è l'eccellenza italiana. Sono 8 squadre in tutta Italia. Il baseball è uno sport molto bello, tutti gli sport sono belli. Noi siamo innamorati perché è uno sport che parla sia di uno sport di squadra ma anche dei bei momenti di sport individuale. Insegna ai ragazzi e ai giocatori a rispettare le regole, a sacrificarsi per gli altri compagni e a portare avanti tutta la squadra contro l'avversario, nel rispetto dell'avversario, per ottenere una vittoria. Quanti ragazzi avete? Perché poi abbiamo la divisione softball, cioè le ragazze e i ragazzi. Abbiamo parlato di baseball, ma c'è anche il softball. Allora, noi abbiamo tutta la categoria giovanile, per cui partiamo praticamente dai 6 anni, e abbiamo fino a una squadra di Serie C, Seniores, e poi abbiamo la squadra appunto di BL di eccellenza, ma abbiamo anche poi 2 squadre amatoriali e arriviamo fino a 65-70 anni. Vero. Sì, sì. E poi abbiamo la realtà del softball, che sono le ragazze, e anche lì abbiamo qui un esempio di ragazza giovane che gioca anche nel baseball, e andiamo anche qui fino alla categoria maggiore della Serie B. Voi avete sempre avuto dei tecnici anche che arrivavano dall'America, eccetera. Adesso abbiamo qui Bart, io vorrei un applauso per Bart, sono nato per l'ospitalità, Gambardello. Originale, la famiglia e i nonni, credo, dalla Basilicata, giusto? E tu sei a Filadelfia, tu hai giocato in America, adesso sei qui come coach, come tecnico? No, I was born in Philadelphia, but I'm here in Italia per 25 anni, mia figlia è nata qua a Padova. Non parla come te tuo figlio, parla italiano oppure ancora un po' così? Mi piace, è bellissimo questa... Quando sono arrabbiato parlo inglese. E tu a questi ragazzi cosa insegni? Questa tua passione, questo tuo amore per il È uno baseball? sport di sacrifici e rispetto. Devi rispettare gli avversari, gli arbitri, perché sbagliano stesso qua a Padova e in baseball in generale. Gli arbitri è un po' scarsino, ma devi accettare il loro parere. Ecco, vediamo anche un po' di foto, un po' di immagini. Qui sono le immagini dei ragazzi, tra l'altro, che abbiamo qui in studio, mi dicevi, vero Giuliana? Questa è la degli categoria allievi. Esatto. Li vediamo Come qui trovi in il azione. livello tecnico Bart italiano e padovano? Come sono? Il baseball in generale in Italia è difficile perché è uno sport non riconosciuto da nessuno. È molto complesso il baseball perché la strategia puoi cambiare dopo un lancio, è sempre in evoluzione, devi imparare a usare la testa. Poi sono sia attaccanti che difensori tutti coprono... Sì, si prendi i turni in attacchi e in difesa. Fai 3 eliminazioni, si cambia, si fai partite non c'è un di ruolo 6 specifico, riprese. Non è che come altri sport ognuno ha un ruolo specifico, qui sono attivi proprio sempre, sia quando vanno in attacco In che in difesa hanno un ruolo un po' più specifico, però tutti devono saperlo fare, infatti. Sì, abbastanza, deve essere molto... Giuliana, abbiamo una squadra alle tue spalle, allora ci aiuti a conoscere oppure passiamo un microfono? Mi premano un Intanto, microfono. avete il microfono, allora... Alessandra, facciamoli salutare, ci dite il nome. Il vostro nome, da quant'è che giocate, perché hai scelto il baseball anche, perché appunto non è uno degli Giuliana, sport tu gli stai di nazionali. supporto quando vedi che... Sì. Poi vediamo che la squadra è anche mista poi quando giocano, Sì, giocano a questa sia età ragazzi sì, a questa fino alla categoria cadetti. Vai. Il tuo nome? Te lo avvicino? Andrea Colombini, ho scelto questo sport perché c'era un mio amico che lo praticava. Ti ha trascinato?
questo Che è lui, il mio amico colpevole. praticava, Dopo lo allora ho conosciamo? voluto provare anch'io per provare questo sport e ci gioco da 2 anni e il mio ruolo ora è l'esterno centro. Bene, Ok, andiamo vediamo in avanti. fianco. Il tuo amico che ti ha trascinato si chiama? Io sono Davide Ramazzina, è da 5 anni che faccio baseball. Non conoscevo molto questo sport, ma ho voluto provarlo. Come mai? L'hai provato a scuola prima? Un centro estivo? Perché so che la Padova Baseball lavora molto anche con i centri estivi, quindi possibilità di promuovere lo sport. Sì, andavo a nuoto al plebiscito e passavo sempre davanti al campo. E lo vedevi? E un giorno ho deciso di provarlo. In fianco abbiamo una ragazza. Ti chiami? Io mi chiamo Maddalena Rampazzo e ho iniziato baseball perché c'era mio fratello che lo faceva, allora ho voluto provare anch'io e lo faccio da 1 anno e mezzo. Bene, in fianco Facciamo un applauso a lei perché è un po' intimidita. Però, invece questo giovanotto, Io mi chiamo Nicola Destro, ho voluto provare baseball perché ero curioso, abbastanza curioso e perché lo praticavo a scuola. da quant'è che lo giochi, Nicolò? Da 1 anno e mezzo. bravo, Bravo. vai, bravo, sì, applauso per lui. Io sono Roberto Pietrantoni, gioco a baseball da 2 anni e ho scelto il baseball perché me l'ha consigliato mio papà che era un ex giocatore. Che Te l'ha passione, consigliato? te l'ha Te l'ha fatto proprio consigliato oppure ti ha Consigliato, detto... consigliato. Bravo, Bene. bene, bravo Passiamo papà. allora. dietro. Mi chiamo Tono Giovanni, ho scelto il baseball perché mi incuriosiva molto. Conosciuto come? Guardando qualche partita della televisione? Sì, da piccolo, lo guardavo con mio papà Questo è proprio a plebiscito. vicinato. Vai. Fianco? Sono Davide Gallo e gioco questo è il mio 2° anno e ho conosciuto questo sport perché mio papà giocava e mi incuriosiva. Bene, Bene. vedi che serve sempre avere In famiglia, la famiglia. qualcuno. Vai. Mi chiamo Riccardo Catana e gioco a baseball da ormai 2 anni. Cioè, mio cugino giocava a baseball e cioè, ho voluto provare. Vedi tuo cugino che si divertiva e hai detto vado anch'io, infatti. In fianco a te invece abbiamo... Buongiorno, buonasera, io sono Davide Cosman e gioco a baseball da 2 anni. Ho iniziato baseball perché l'ho provato una volta a scuola, mi sembrava bello e quindi poi hai continuato. mi ha trascinato. Diamo il microfono Diamo anche ai qui nostri due davanti, che amici qui abbiamo- davanti, che abbiamo 2 accompagnatori, dirigenti, allenatori, tecnici, perché Giuliana, quanti tecnici avete, quanti dirigenti? Tanti? Perché dovete- Tecnici molti, puntiamo tantissimo sull'aspetto tecnico. Come lui abbiamo anche altri, il nostro manager che è californiano e poi abbiamo pitching coach, un esperto solo per le giovanili, un allenatore solo per il softball e nostri allenatori per tutte le categorie giovanili che vengono supportati che sono dagli stati altri. formati alla vostra scuola, la scuola federale, diciamo. Ovviamente c'è la scuola federale, uno fa i corsi e dopo prosegue. Salutiamo anche i nostri 2 Ci amici sono che... Edoardo e Paola, che sono 2 dirigenti. Voi c'era passione, lo giocavate, avete i figli che giocano all'interno Io delle squadre? sono il papà di Davide. E quindi che è la causa. famiglia che è importante, come dicevamo prima. Io diciamo che ho conosciuto il baseball che avevo 20 anni, un po' tardi forse, no? Perché frequentavo un circolo sportivo, il CUS di Torino, e avevamo fatto una gara giovanile e c'è stato poi appunto un istruttore di baseball Che ti ha avvicinato. che mi ha avvicinato e mi ha chiesto appunto se mi faceva piacere frequentare questo sport. Insomma, da Torino poi siete capitati a Padova. Sì, poi... E hai trasmesso la passione a tuo figlio anche. Siamo la Paola? Paola. Io sono la mamma di Davide e dall'anno scorso che lo accompagniamo sempre agli allenamenti e alle partite e ci fa tanto piacere veramente quando vediamo che loro si divertono e sono contenti a Hai provato a giocare. giocarci tu per caso, visto che hai accompagnato lui, magari ti è venuta la voglia anche te, visto che abbiamo parlato di squadra amatoriale anche. Ho voglia, però non ho tempo. Giuliana, tiriamo su anche il passo è piccolo. i genitori. Sì, no, avevo già chiesto di entrare con le ragazze, allenarmi, anche perché mi manca uno sport, no? da praticare uno sport, però non riusciamo a fare tutto. Ma non è detto, Bene, dai. grazie Paola.
Abbiamo anche dei genitori che salutiamo e accompagnatori. Allora, abbiamo dato un'immagine anche del baseball. Alla terza parte ci spiegherete un pochino l'attrezzatura e arriviamo ai nostri amici del cricket. Un applauso di nuovo perché loro sono molto, devo dire, hanno proprio un'educazione particolare, una cultura come un po' per diversa. noi è il calcio, per loro L'aspetto è il cricket. sportivo, vero ragazzi? Anton. Sì, proprio in inglese dicono cricket is sir game, is the Mr. Game. Sarebbe Il gioco un gioco da signori. educati, proprio per quello che tanto rispetto di rispettare per... E qui in Italia comunque com'è il cricket? Perché io ad esempio non sapevo che c'era anche una squadra qui a Padova e penso che come me moltissime persone non lo sanno. Com'è il movimento? Perché appunto non è molto nella nostra cultura. Allora, in Italia non è tanto conosciute, però... Anche se però, ci sono stati dei bei risultati. Però il mondo come secondo posto, che molte popolazioni che guardano, come calcio primo posto, secondo... Addirittura, nel mondo è il secondo sport più seguito. Seguono molti spettatori come secondo posto. E voi come siete un gruppo, una comunità di cingalesi qui a Padova, nel nostro caso, nel vostro? E come vi siete trovati? Questo è uno sport vostro, nazionale praticamente? Sì, come... Noi cominciato dal 2004 di Padova Cricket, adesso quest'anno 10 anni. 10 anni di Ma tu Fernando hai anche un nome italiano, o è un nome che ti abbiamo dato noi qua in Italia o è il tuo nome Fernando? No, nome Fernando. Ah, proprio Fernando, come Antonio? Beh, ci è andata bene. Ci è andata bene perché il presidente aveva un nome... L'abbiamo soprannominato Madù, ma lo chiamate anche voi Madù. Il presidente che salutiamo, facciamo un applauso a Madù, il presidente che non è potuto arrivare perché tutti voi avete, come molti di noi, anche impegni lavorativi, ma... C'è una cosa particolare del cricket, che ci sono le partite che possono durare un'ora come anche dei giorni. Addirittura anche 5 giorni. Ma perché? Cioè, perdete la pallina in No. giro? Non la trovo più. Si rompono le mazze, no? Veramente il cricket è iniziato così per durare 5 giorni. Mano a mano per avvicinare per gente, per la gente. passione. Adesso giocano dicono 20 over, sarebbe dura una partita 3 ore. Quello minimo... Essendo uno sport dei signori non avevano molto da fare, potevano stare anche 4-5 giorni a giocare. Qui invece bisogna stare... Sì. Voi vi allenate, giocate, fate un campionato, giusto? Sì, raccontiamo. noi giochiamo campionato in Italia, giochiamo Serie C, c'è Serie A, B, tutti e due, c'è federazione, come presidente Simone Gambini, fa un grande lavoro, poi segretario Qui vediamo il sito del... Luca Bruno, loro due fa un grande lavoro per ecco, questa è la vostra squadra, vedo anche la dottoressa Franchi in mezzo a voi che è il caposettore. Ci hanno creduto anche a Padova, in comune, perché so che voi utilizzate uno spazio che è del PAM, se non ricordo male, cioè di un'azienda che aveva questo terreno e che vi ha concesso la possibilità di giocare vicino allo Stadio Euganeo, giusto? Sì. E come avvicinate i ragazzini a questo sport? Cioè come ad esempio anche nel Padovano, qui abbiamo visto dei ragazzi baseball a categoria lieve, voi come li avvicinate? Allora, come che noi abbiamo cominciato a giocare qui cricket, per il momento giochiamo ancora i paesani nostri, qualche italiano ha cominciato a venire a avvicinarsi per questo gioco. L'anno prossimo noi intenzione giocare under 13, sotto 13 anni, bambini anche italiani, anche perché mi dicevi c'è un campionato anche nazionale under 13. Sì. Ma le altre squadre con cui voi vi confrontate sono sempre fatte da persone da cingalesi, da altri o anche da italiani? Da anche italiani incontriamo. È uno sport che insomma sta diffondendo. Sta crescendo. Bene, allora anche voi dopo ci farete vedere un po' come funziona il vostro sport. Riusciamo a salutare, conoscere qualcuno dei nostri ospiti del golf. Allora, chi ha il microfono in mano, salutiamo, facciamo un applauso alla nostra guida Gabriele Ascari, che
responsabile anche lui delle attività giovanili. Allora, Gabriele, hai tanti atleti, tante promesse. Tante promesse. E non solo, qualche realtà penso anche. Assolutamente sì. Ce li presenti, vediamo se la Sì. regia riesce a seguirti. Allora, partiamo dal più piccolo, diciamo, o quasi, Leonardo Gallucci del Golf Club Padova. Bene. Dopo abbiamo la Maria Vittoria Martinis del Golf Club La Montecchia. Bene. Questa è la nostra realtà Under 18 del Veneto. Bene. Ecco. Poi abbiamo Giovanni Dassù di Villa Condulmer. Bene. Che poi ci aiuterà con le attrezzature a far vedere un po' Esatto. Lorenzo Magagnin di Golf Club La Montecchia. Della Montecchia. Lorenzo fa anche parte della squadra nazionale italiana, Under 18, quindi è un giocatore di interesse nazionale, quindi insomma diciamo che ha portato sicuramente... Ha già scelto questo come sport? Ma sì, ma un po' tutti credo, un po' tutti credo. Dopo poi ci sono ragazzi che hanno ottenuto qualche risultato in più, qualcuno che ha un po' più di difficoltà. Abbiamo una bella fila oltre a una... Esatto, di ragazze. Qui abbiamo la nostra campionessa in carica italiana, categoria ragazze, quindi Under 18, l'ha vinto l'anno scorso, nel 2013, proprio a Villa Condulmer, quindi in un campo veneto, ed è Angelica Moresco del Golf Padova. Poi anche lei logicamente essendo campionessa Stai anche italiana. un po' più laterale così inquadriamo meglio Sì, le scusate, ragazze. scusate, anche lei dall'altra parte, parte, così le vediamo ecco. meglio. Perfetto. Anche lei è componente della nazionale italiana femminile. Avendo vinto il titolo l'anno scorso e comunque già quest'anno sta ottenendo ottimi risultati. Poi abbiamo Alessandra Tenderini di Villa Condulmer. Bene. Anche lei della nazionale femminile. Poi abbiamo Edmondo Gaudieri di Golf Club La Montecchia, fresco vincitore delle finali regionali dell'anno scorso del 2013. Bravo. Quindi proprio piccolino, è stato bravissimo. Bravo. E poi abbiamo Giovanni Bellio di un'altra realtà che è Golf Club Castelfranco, Villa Caamata, che tra l'altro devo sottolineare, come tutti i circoli del Veneto, però Caamata e Montecchia si distinguono nel Veneto per un'attività giovanile molto attiva, molto importante, sì, assolutamente. Bene. In cucina come stanno loro? Non hanno all'aimo però? No, hanno no, vorrei dire, scusate. i ristoratori, ma hanno un ristoratore non locale. hanno il vino di Galzignano, vero ragazzi? Da Fior. Beh, da Fior è un altro grande Sì, quindi direi che... covo di sportivi, Esatto, ciclisti esatto. soprattutto. Come siamo messi, Alessandra? Diamo la linea alla regia, poi andiamo a conoscere Un applauso ai nostri l'attrezzatura. atleti del golf, anche ai genitori che sono qua con noi, e chiudiamo con le attrezzature.